Questa è un'intervista anche piena di sorprese, per cui dopo aver sentito gli ultimi, dopo aver sentito Francesco Scabar, abbiamo anche la presenza di Cernuta, ma attenzione, non è Lorenzo Cernuta, il mister delle promozioni che questi microfoni hanno sentito decine e decine di volte, è il mitico, l'unico Luca Cernuta, che è un'istituzione, una colonna qui di San Giovanni, del bar di San Giovanni. Luca, innanzitutto, come sono i ragazzi di questa società? Sono tutti bravi? Bravi, si impegnano molto, sia come giocatori che come classe. Mi devo riprendere un po' ogni tanto perché i telefoni non si sta, i palessi, alcuni di voi. Sono bravi. Allora, io sono dell'85, mi ricordo il trofeo Giulia quando qua il campo era in terra, con le auto parcheggiate nel fondo, con l'accesso di qua, quando avevo preso il gelatino qua dietro, insomma tutti i miei ricordi di infanzia. Però nel frattempo questa struttura è cambiata e adesso la sede, questa parte qui, bar, con gli uffici e anche l'area veramente ristorazione, chiamiamola così, e sta per fare le partite è davvero bella. Ma sì, mi dicono i campi che è uno dei migliori campi nelle stagioni, almeno come centro, anche perché si può guardare le partite d'inverno e mangiare una polpetta o una bocca. Senti, la tua arte dietro ai fornelli è rimasta inalterata rispetto ad anni fa che già ti conoscevo, sempre un maestro. Migliore. Grazie a Luca Cernuta, un applauso per Luca.